Davide Felletti, la tua passione per le api è una passione che nasce quando eri piccolino. Perché e poi come si è evoluta questa tua passione facendo diventare un vero e proprio lavoro? Nasce come seguito a degli alveari che ha lasciato mio nonno, due alveari che erano rimasti per tradizione agresta e contadina che seguivano vicino di casa. All'età di 12 anni ho preso in gestione questi due alveari e da lì un po' negli anni questa passione, poi è diventata anche attività, è cresciuta. Ecco, la tua, oltre che essere appunto un'attività che produce miele, svolge anche un altro importante ruolo, e qual è? Quello di recupero degli sciami in questo periodo, il periodo di maggio-giugno, è un periodo molto intenso per quanto riguarda la sciamatura appunto degli alveari e quindi anche di conseguenza il recupero. Quest'anno in particolar modo, legato anche all'andamento climatico altalenante e particolare, la sciamatura è stata particolarmente intensa e quindi il numero di sciami da recuperare è stato ingente. Ecco, dal punto di vista pratico, come si svolge questa tua operazione? Nel momento in cui la regina si ferma su un ramo, su una pianta, su un'abitazione, tutte le api nel giro di qualche minuto, un quarto d'ora, si fermano creando una sorta di palla di api compatta. Ecco, in quel momento lì si può intervenire con un cassettino in polistirolo generalmente oppure un'arnia in legno, si fanno entrare le api nel cassettino o nell'arnia e quella diventerà la loro nuova dimora. Ecco, sfatiamo questo mito: le api sono pericolose o basta saperle prendere? Assolutamente no, le api sono estremamente buone e docili, bisogna saperle prendere. In particolar modo è bene sapere che in fase di sciamatura le api sono particolarmente docili. Sono sempre degli insetti per cui vanno gestiti con attenzione, hanno la possibilità, hanno il pungiglione per cui pungono, però in fase di sciamatura questa tendenza è fortemente inibita e per cui non sono affatto pericolose. L'importante è lasciarle stare, lasciarle nel luogo in cui si trovano e chiamare un apicoltore per poterle recuperare. A che età è che hai iniziato e nel corso degli anni quanti sciami hai recuperato? Ho iniziato all'età di 12 anni esattamente, per cui ad oggi sono esattamente 26 anni di attività, di passione. E negli anni, difficile da dire, ma indicativamente sono sicuramente più di 1 migliaio di sciami. Questo, dicevi, è un periodo in cui le api sciamano e soprattutto quest'anno a causa dei cambiamenti climatici ne sono sempre di più. Sei preoccupato per il clima e per le api? Sono fortemente preoccupato perché noi apicoltori in primis ci rendiamo conto di come sta cambiando il tempo, come sta cambiando il clima. Un andamento climatico come quest'anno, un periodo molto prolungato di siccità e poi delle piogge estremamente forti in tempi molto ravvicinati di una settimana, due, hanno comportato degli sbalzi di gestione estremamente difficili da gestire. Questo ha comportato appunto un fortissimo aumento delle sciamature.